Italia di Po premia in prima battuta Mister Caffè, quindi accompagnato dal sindaco di Italia di Po Francesco Siviero, Mischiati Lorenzo, che prego venire qua sul palco con noi. Mister Caffè nasce nel 1992 a opera di Mischiati Romano. Nel 1998 inventa e brevetta in tutto il mondo il Pit and Choc, un decoratore per cappuccini con cacao in polvere. Ciao Lorenzo. Applauso. Dal 2003 inizia a produrre con il proprio caffè torrefatto e macinato capsule di caffè di altissima qualità che si è distinta a livello internazionale, conquistando la medaglia d'oro all'International Coffee Tasting del 2018 e nel 2019 ha ottenuto il Superior Taste Award a Bruxelles, dove più di 200 sommelier hanno valutato il loro caffè definendolo straordinario con un punteggio dell'86,2%. Bravo Lorenzo Mischiati, il Mister Caffè. Sindaco, abbiamo visto sfilare tutti gli altri, però dai, ultimi colpi cerchiamo di sbalordirti con effetti speciali. Sì, diciamo che questa sera non solo Lorenzo ma anche i senatori che saranno il secondo premiato abbiamo voluto appunto porre come eccellenze dei produttori del nostro territorio e quindi qualcuno che, come abbiamo visto anche in altri casi, come ha fatto Lorenzo anche, ha dato lustro al nostro territorio prendendo un prodotto, rilavorandolo, perché studiandoci sopra e facendo in modo che appunto di raggiungere questi risultati veramente straordinari e importantissimi non solo per lui ma anche per Italia di Po. E quindi ecco perché abbiamo voluto dargli questo riconoscimento, appunto perché la nostra comunità insomma è orgogliosa di quello che ha fatto non solo con questi premi ma in tutti questi anni lui e anche soprattutto la sua famiglia. Grazie Sindaco. Lorenzo, complimenti. Ma quando ha detto the winner is Lorenzo Mischiati, satisfaction? Sì, molta. Ho avuto la fortuna, voglio dirlo, di avere un padre che oltre ad avermi insegnato i valori della vita mi ha anche insegnato la passione per il caffè. Il grande romano, lo ricordiamo. Quindi questa passione che quando mi è mancato in Europa ho dovuto studiare, perché prima avevo tutte le risposte alle domande che potevo fare quando mi cadeva qualcosa. E studiando sono riuscito a elevare la nostra miscela, esatto. Grande, complimenti Lorenzo, complimenti a te e a tua famiglia, ricordando l'amico romano. Prego, mi metto di qua perché stavolta con Lorenzo voglio la foto. Consegna naturalmente il premio il sindaco Francesco Siviero per Mister Caffè Lorenzo Mischiati. Stavolta mi metto anch'io. Grazie Gianni Dian. Allora, siamo arrivati alla fine. Sindaco, rimanga qua con noi, anche tu Davide, rimanete qua, perché poi se queste cose vengono fatte merito naturalmente di tutti quelli che collaborano, Marco Finotti, il fratello alla regia, gli amici che hanno Sara Luzza, però è stato voluto fortemente da Sindaco, da Davide Marangoni e da Alberto Fioravanti, quindi grazie di averci, anzi grazie di avermi chiamato. E poi complimenti perché è sempre una cosa interessante vedere quante eccellenze, quante persone di buona volontà ma straordinariamente capaci ci sono nei nostri territori. E quindi chiudiamo questa nostra premiazione, sempre con Taglio di Po, con Uccellatori Società Agricola, e prego il signor Uccellatori di venire qua sul palco con noi. Un'azienda che nel rispetto della tradizione ha saputo valorizzare il nostro territorio, prima con la coltura intensiva del mais, oggi con il riso, ottenendo l'indicazione geografica protetta. Prego, signor Uccellatori, buonasera. Ciao, buonasera. Fratelli, tuo figlio, complimenti. Sai che, no, insomma, non è che voglio far piacere. Pensavo fosse tuo fratello. Te li porti bene i tuoi anni, complimenti, complimenti. No, questo non si dice. No? Allora,
Merito la passione, abbiamo scritto, dei motivi di coltivazione. Nel 2018 una nuova avventura, il birrificio aziendale già operativo. Inoltre interessante anche la branca delle attività turistiche con agriturismo, bed and breakfast apprezzati in tutta Europa. Che dire? Sindaco, mi allaccio direttamente a loro, visto che perché l'agricoltura è una delle parti importanti del nostro territorio. Abbiamo parlato di pesca prima, abbiamo visto un'azienda importante 2.0 appunto dell'allevamento di polli. Adesso siamo sulla base dell'agricoltura che è un pilastro, ma però sembrerebbe forse la cosa meno moderna. Invece voi avete dimostrato col birrificio, con il riso, con uno studio importante che si può inventare ancora qualcosa in questo settore. Il nostro territorio ci dà la possibilità di avere dei prodotti di eccellenza e quindi ci siamo chiesti perché non sfruttare questa opportunità e farli noi direttamente i prodotti per poterli mettere sul mercato. Ci stiamo provando, e piano piano i risultati si vedono. Ecco, poi chiedo una cosa al figlio, terza generazione di agricoltori. Com'è lavorare con il babbo, con lo zio? Com'è? Oppure ti danno lo spazio adeguato e credono nelle vostre capacità di giovani imprenditori? Dai, posso dire che non ci si annoia mai. Ah sì? Sì. No, adesso io sto ancora studiando agraria, perché penso che comunque avrò un percorso di studio, poi ci aiuterà, ecco, magari a introdurre qualcosa di nuovo in azienda. E quindi comunque quello che è stato avviato, quindi riseria, birrificio, sarà qualcosa che poi ricadrà sulle nostre spalle e dovremo portare avanti noi, e quindi penso che una base di studi sia necessaria, ecco, per migliorare tutto il lavoro che c'è stato fatto. Complimenti all'azienda Uccellatori. Sindaco, a chiusura della giornata, a lei il microfono. Permettetemi di ringraziare Maggi per insomma, l'aiuto che si dà ogni anno come la tradizione, insomma, e ringraziare anche l'assessore Marangoni e l'assessore Fioravanti per l'organizzazione di questa serata. Purtroppo in questa veste un po' anomala, diciamo così, perché il tempo non ci ha favorito a settembre e quindi abbiamo posticipato tutto in questa serata, e quindi ringrazio anche la parrocchia che ci ha ospitato questa sera all'interno dell'ottobre francescano. Vedo qua Don Damiano che è qua insieme a noi questa sera. E come si diceva prima, le eccellenze del Delta sono un riconoscimento che noi come comuni del Delta appunto diamo a chi si è distinto nelle nostre comunità per le attività che fanno, dalle attività di tutti i giorni, dal volontariato all'innovazione nel lavoro, allo studio, allo sport, quindi tutte quelle 1000 sfaccettature che compongono ogni singola comunità e che però messe tutte quante insieme una con l'altra non solo costituiscono i nostri comuni, ma soprattutto costituiscono il Delta, perché veramente è un qualcosa di importante, un qualcosa che negli anni è sempre stato un po', diciamo, bistrattato. Non da caso Cazzen, che è qua vicino, che è una delle ville più stupende che c'è, era un casino di caccia dei nobili veneziani, quindi visto sempre come un territorio di conquista il nostro. Invece con tutto quello che noi dimostriamo in queste serate qua facciamo vedere che siamo un territorio che negli anni è cresciuto in maniera esponenziale tantissimo, che ha tante eccellenze, che ha anche tante contraddizioni al suo interno, ma che però quelle contraddizioni costituiscono appunto l'ossatura di questo territorio, perché non dimentichiamoci che non siamo più gli alluvionati di un tempo, che qualcuno magari ci considera ancora questo, però portiamo dentro di noi gli insegnamenti che quelle generazioni hanno avuto da quegli eventi catastrofici e su cui hanno saputo costruire il futuro che stiamo vivendo noi adesso, che per noi è il presente, e soprattutto noi dobbiamo fare tesoro per costruire il futuro che ci aspetta. Però da quello che ho visto stasera siamo sicuramente sulla buona strada, perché veramente abbiamo un qualcosa di straordinario nel nostro territorio. Grazie a tutti. Grazie Sindaco, quindi consegniamo il premio all'azienda Uccellatori, società agricola, padre e figlio Uccellatori.
fotografia di rito naturalmente, se potete avvicinarvi un po'.